benvenuti, oggi è venerdì 8 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.22. La luna sorge alle 18.37 e cala alle 3.49. Oggi si celebra la natività della Beata Vergine Maria. Il nome Maria è di etimologia incerta, deriva probabilmente dal termine egizio Mrai, che significa amata o amore. Il suo numero fortunato è il 5, il colore il viola, la pietra l'ametista, il metallo il platino. Il giardinaggio è un hobby divertente e salutare. Se desiderate un bel giardino o un terrazzo rigoglioso di piante e fiori, o volete cimentarvi nella creazione di un orto ma non vi siete mai dedicati al giardinaggio e non sapete da dove cominciare, ecco 5 pratici consigli per iniziare con il piede giusto. Pensate in piccolo, usate sottovasi con ruote, seguite le stagioni, optate per piante resistenti e preferite prodotti naturali. Sono 53 gli anni per Serena Bortone, giornalista, autrice e conduttrice televisiva, volto noto dei talk carattere politico, è conosciuta per aver condotto Agorà su Rai 3. Attualmente conduce Oggi è un altro giorno su Rai 1. Compie invece 39 anni la ballerina Ornella Boccafoschi. Fin da bambina affianca il percorso scolastico con lo studio della danza, da quella classica ai balli di coppia, come il liscio e il latinoamericano. Grazie al suo talento ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale, fino a entrare nel cast di Ballando con le stelle. Infine oggi compie 75 anni Davide Mengacci, conduttore televisivo noto al pubblico dalla fine degli anni '80. Ha ottenuto una grande visibilità conducendo i format di successo Candid Camera Show, Scene da un matrimonio e il quiz Il pranzo è servito. È volto simbolo di Rete 4 fin dagli anni '90, quando ha cominciato a condurre La Domenica del Villaggio e trasmissione di turismo e gastronomia sulla terza rete Mediaset. Se dico spazio, ultima frontiera, eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise. Di cosa parlo? Ma di Star Trek. La serie esordì negli Stati Uniti, paese di produzione, l'8 settembre 1966 sul canale televisivo NBC. Trasmessa per 3 stagioni televisive, si concluse dopo 79 episodi il 3 giugno del 1969. Inizialmente non riscosse subito un gran successo, solo in seguito, grazie alla passione dei fan, divenne un cult e un fenomeno di costume, oggetto assieme alle serie successive del fandom più esteso a livello mondiale che si conosca. Oggi voglio darvi qualche consiglio su come muovere i primi passi sotto le stelle. Intanto controllate le previsioni meteo e la fase della luna, è preferibile che sia piena. Dotatevi di una torcia LED con luci rosse. Scegliete il luogo dell'osservazione che sia lontano dalle luci della città, che sia mare o montagna, non importa. E mi raccomando, guardando le stelle è bene spegnere lo smartphone ed essere sempre in buona compagnia. E ora scopriamo cosa riservano le stelle con Marco Amato. Buongiorno ai 12, oggi giornata un po' bifasica, la luna transita, inizia la mattinata dai Gemelli ma si sposterà poi in un romanticissimo Cancro, vediamo i 12, Ariete, presto sarà un buon risveglio, correte al lavoro, fate tutto quello che potete perché la giornata poi vi obbligherà a degli obblighi familiari da pranzo in poi che sono assolutamente necessari, inevitabili e importanti. Toro, la giornata di oggi prevede un netto miglioramento dopo l'ora di pranzo con una luna generosa che torna a esservi amica, quindi di nuovo spazio ai sogni e ai sentimenti, via con le disillusioni, basta, eliminate pure chi non fa per voi. Gemelli, giornata interessantissima visto che la luna vi ha regalato quanto più poteva assieme a Marte e oggi vi lascia con una bella mattinata e vi tiene in una condizione di forte coerenza e lucidità
durante il pomeriggio. Cancro, la luna sta per arrivare nei vostri gradi, preparatevi, la giornata avrà un risvolto positivo anche se vi sembrerà di essere un po' uggiosi e romantici la mattina. Di pomeriggio sarete di nuovo proattivi e molto forti, intensi e padroni della vostra dea luna con tutte le sue infinite emozioni. Oddio, si salvi chi può. Leone, ecco una luna che vi mette finalmente nelle condizioni di riflettere su voi stessi e di chiedervi se le dinamiche complicate che state vivendo per ora non dipendono anche da voi stessi e da vostre responsabilità al lavoro che non avete visto in tempo. Vergine, oggi è proprio una bella giornata, anche se la mattinata vi subisserà di impegni, il pomeriggio sarà rinfrancante, sicuramente nell'abbraccio di qualcuno che vuole molto coccolarvi troverete molto agio. In più Giove fa trigono con Sole e Mercurio nei vostri gradi. Coraggio, potreste anche partire per lavoro o sfruttare delle belle occasioni per migliorare la vostra condizione. Bilancia, la luna oggi vi complicherà la giornata da dopo pranzo in poi. Ecco, una serie di impegni inaspettati o non previsti potrebbero un po' farvi cambiare l'agenda delle vostre priorità. Scorpione, una luna che finalmente in giornata ridiventa amica e via con la possibilità di incontri nuovi e una grande speranza di poter concretizzare un affetto che da tempo inseguite e rincorrete. Sagittario, giornata oggi che smette con le vessazioni di una luna che umoralmente vi ha un po' confuso, passando in una condizione di quincunce potrebbe assolutamente avvantaggiarvi per un affare importante che state trattando. Coraggio, stiamo quasi arrivando alla meta. Capricorno, giornata molto interessante anche se la luna si opporrà. Oggi è proprio la giornata in cui è meglio non fare nulla, proprio perché tra punti di vista da discutere e sicuramente la non puntualità di tutta una serie di referenti oggi potrebbe molto farvi perdere le staffe se vi concentrerete troppo sulla puntualità delle cose. Siate invece morbidi, flessibili e prendete la giornata come viene. Acquario, una giornata che vi porterà delle belle notizie già dalla mattina. Di pomeriggio vi lascerà finalmente riposare, bisogno di sonno e di avere cura di se stessi, della propria alimentazione e del proprio corpo. Pesci, una luna finalmente rinfrancante che vi dà la notizia che siete riusciti finalmente a ottenere le vostre tanto sospirate condizioni. Bravi in amore, del resto si deve anche saper contrattare. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. L'8 settembre 2009 ci lasciava all'età di 85 anni Mike Bongiorno, stroncato da un infarto mentre si trovava nell'hotel Metropole di Monte Carlo, dove stava trascorrendo una breve vacanza insieme alla moglie, Daniela Zucconi. Mike Bongiorno era uno dei personaggi più popolari della televisione italiana, re dei quiz televisivi con la sua proverbiale allegria. Era ormai entrato nelle case delle famiglie italiane. Condusse il primo grande quiz della televisione italiana, Lascio raddoppia, e poi a seguire Rischia tutto e Scommettiamo. Calcò inoltre il palco dell'Ariston per 11 volte alla guida del Festival di Sanremo. Avete mai vissuto una relazione a distanza? Beh, allora sicuramente avrete sentito parlare di questo detto: absence makes the heart grow fonder, che in italiano si traduce con l'assenza fa crescere l'affetto nel cuore. In pratica questo proverbio ci dice che quando siete lontani da chiamate, il nostro affetto per quella persona può addirittura aumentare. Man mano che il tempo passa senza vedervi, potreste iniziare a sentire sempre di più. Se siete interessati a vedere nuovamente tutte le puntate, è possibile trovare il nostro amato almanacco su YouTube nel canale Sicilia Play. Provocatore nato.
Alfred Jarry è il padre del teatro dell'assurdo. Nel 1896 a Parigi esordisce con Ubu-Roi, uno spettacolo che scandalizza il pubblico. Il protagonista, volgare e arrogante re Ubu, diventa un'icona. Jarry frequenta i salotti di intellettuali parigini, ma la linea tra il personaggio e l'uomo si confonde. Diventa eccentrico, muscoloso e spara addirittura tra la gente quando è arrabbiato. Nonostante la sua stravaganza, Jarry è un intellettuale raffinato e colto. La sua vita scorre veloce, vive in una baracca sulla Senna, pesca per sopravvivere e si nutre di vino, etere e assenzio. Muore a soli 34 anni, chiedendo uno stuzzicadenti sul letto di morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le piante e i fiori sono come i nostri progetti. Alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce l'aspettiamo. E con questo è proprio tutto per oggi. Vi auguro una buona giornata. Un saluto dalla vostra Naomi.